L'Agregas di Sebicatania si aggiudica la gara di ritorno di Coppa Italia e supera il turno con l'Aragona, una sfida combattuta che ha evidenziato un certo equilibrio, specie nel corso del primo tempo, quando entrambe le contendenti non ne disdegnavano di punzecchiarsi a vicenda per ottenere il vantaggio. Ci riusciva invece per primo l'Agregas a conclusione di uno svarione difensivo di Sane che lasciava libera la prateria per il veloce Tripoli, il quale superava il portiere Priolo con un tiro radente. Correva il 27esimo e le cose si mettevano bene per la compagine dei tempi, tra l'altro forte dell'1,5 dell'andata. Senza sussulti si arriva alla fine del tempo e al ritorno in campo si sussegue una girandola di sostituzione. Dopo la buona prova di chi aveva giocato poco, il tecnico Catania manda in campo erano tenuti in panchina prudenzialmente anche in previsione della trasferta di domenica prossima a Canicatini Bagni i vari Jama, Ten Lopez e qualche altro giovane. Il raddoppio biancazzurro arriva al 62esimo. Tripoli parte veloce dalla propria centrocampo, seguito da King. Entra in aria, serve lateralmente il compagno che gonfia la porta avversaria. Anche l'Aragona gioca le ultime carte inserendo giocatori più freschi, ma la musica cambia poco e così sugli sviluppi di una pennellata della banderina di Giama, Cipolla di testa segna il tris. Oramai si è arrivati agli sgoccioli, ma in pieno recupero, vale a dire al 93esimo, Rizzo in piena aria fa poker con un angolatissimo tiro. Anche nel girone A di promozione si sono giocate le gare di ritorno di Coppa Italia che hanno registrato il passaggio al turno successivo delle agrigentine, Gemini e Margheritese. Alla compagine della montagna, forte dell'1-3 dell'andata, è bastato pareggiare per 2-2 con il tonico Casteltermini di Renato Maggio. In netta ripresa, un pari equo e ben accetto da entrambe che mirano ad un campionato ricco di soddisfazione. Bel successo anche per la Margheritese di Giuseppe Geraldi che infligge un 3-0, andata 1-0 per la compagine pellicina, al quotato Mazzara. Mister, è già entrato l'obiettivo del passaggio del turno, che indicazione ha avuto da questa doppia sfida di Coppa Italia? Ho avuto delle buone indicazioni, i ragazzi che hanno giocato oggi, anche se avevano fatto pochi minuti fino ad ora, hanno fatto quello che mi aspettavo. È un processo di crescita che dobbiamo continuare a fare. L'unica cosa più importante è dimenticare subito questa partita e archiviarla, perché domenica abbiamo una trasferta insidiosa e difficile e ci dobbiamo andare con la convinzione giusta per ottenere risultati importanti. Ecco, proiettiamoci sulla prossima sfida, quindi sarà la prima trasferta di questo campionato. La Caracas arriva con 3 risultati su 3, compresa la Coppa Italia, e si va a Canicattini per questa sfida. L'Agragas ogni partita la deve dimenticare in fretta, perché ogni partita nuova è un obiettivo da centrare. Non possiamo mai abbassare la guardia perché non ce lo possiamo permettere e non ce lo permetteranno, per cui ci dobbiamo far trovare pronti. L'ho sempre detto dal primo momento, giocare qui è un grande onore, un grande piacere, però ci sono grandissime responsabilità e le responsabilità sono quelle che una squadra come noi non può mai pensare a quello che è stato, ma deve sempre pensare a quello che deve venire. Avvocato Omar, c'è da fare complimenti a questa squadra, 3 partite, 3 vittorie, l'inizio che si sperava. Sì, nonostante le condizioni meteorologiche, oggi la squadra ha dato piena prova della forza che ha in campo. Ha manifestato coesione e siamo tutti, diciamo, soddisfatti della vittoria odierna. Per cui ora attenderemo domenica per la partita fuori casa. Per quanto riguarda i lavori dello stadio, si aspettavano per fine settembre, è ovvio che ci saranno dei tempi tecnici da rispettare, i lavori non inizieranno forse subito come si sperava. Attendiamo anche noi di sapere a breve l'inizio dei lavori che saranno utili e funzionali a migliorare l'efficientamento dello stadio, però al momento non abbiamo nessuna data. Allora, mister, il campo dice un divario netto,
si aspettava questo gap tra la sua squadra e l'Akragas? Onestamente sì, perché è chiaro, è un dato oggettivo che l'Akragas ha il triplo del nostro budget, quindi è normale. Però la voglia, la determinazione, l'applicazione nelle mie squadre non devono assolutamente mai mancare. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo rispetto alla partita dell'andata, su un campo su cui è difficile palleggiare. Noi abbiamo palleggiato, e lasciatemi dire che nelle due partite abbiamo palleggiato più dell'Akragas. Forse siamo stati negli ultimi 20 metri poco incisivi, anche perché paghiamo lo scotto di non avere una prima punta a disposizione, perché Genova è un giocatore che va gestito, però poi il secondo tempo la squadra non mi è piaciuta. È chiaro che l'Akragas è una squadra esperta, ha giocato molto sui nostri errori sia all'andata che al ritorno, però è chiaro che già nella partita andata il passaggio al turno era alquanto complicato. Ho visto delle buone cose nella doppia sfida, ne ho viste tante negative che vanno migliorate, però l'Akragas forse ci ha svegliato, perché qualcuno era convinto che questa squadra potesse ambire a qualcosa di importante. Lo si può fare se si lavora in una determinata maniera, se si lavora con applicazione, con senso di appartenenza, con approcci diversi in quelle che sono partite come quelle dell'Akragas.